Una nuova autostrada a 57 km d'oro, sia per il costo che per il danno ambientale che arrecherebbe in zone di assoluto pregio. La Cimpello Sequals aggiunge un pezzo e sale sino a Gemona. Un tracciato contestato dagli ambientalisti che stanno già provvedendo ad una raccolta firme quasi porta a porta. Questa è un'autostrada che andrà a coprire completamente l'attuale Cimpello Sequals, che diventerà quindi un'autostrada a quattro corsie che poi si dovrebbe prolungare fino al casello di Gemona passando attraverso la Val Tagliamento e quindi rovinando definitivamente una zona che per noi è fondamentale. Un progetto già in essere che sarà presentato a breve in Regione e c'è già anche un vincitore per il Project Financing, 57 km con una media prevista di 23.000 passaggi giornalieri nel 2015 che saliranno a 53.000 nel 2050, il tutto all'interno di una rete viaria che collegherà il Friuli al Veneto e alla nuova Pedemontana Veneta sfociando sull'autostrada che porta in Lombardia. Si integra all'interno di un progetto più ampio che collega appunto, che prevede appunto il collegamento alla Pedemontana Veneta. Non si può correre più di 110 km all'ora con un pedaggio triplo rispetto a un'autostrada normale e che determina praticamente un maggior tempo di percorrenza da Gemona fino a Montecchio.